Zingaro, voglio vivere come te. Ragazzo, guarda che cosa strana, cioè vedere il pullman preparato da camper anziché da casa mi fa strano. È stato brutto, ma forse l'avevo già detto quando ho tolto la mia roba invernale, i giubbotti, il mombutto e tutto. Capisco per carità che siamo ad agosto, ok, però niente, per me è strano. Comunque dai, prepariamoci che domani o dopodomani, adesso non sono uno di quelli che guarda le date, partiamo e speriamo di avere la stessa fortuna che abbiamo avuto l'anno scorso di visitare dei posti stupendi in Puglia. Vedi anche là, no, adesso non per psicanalizzarti anche ad agosto, però vedi a volte, no, quando tu hai magari delle aspettative, cioè tipo l'altro anno, oh, botta di culo una dietro l'altra, abbiamo fatto proprio delle esperienze fantastiche in Puglia, cioè il campeggio che piaceva a me, che era proprio anni 70, pare un campo rom, cioè proprio mi è piaciuto un casino, la spiaggia che era una cosa incredibile, soprattutto era anche un insieme di spiagge perché erano 3 spiagge diverse, quella fuori dal campeggio lì a Porto Pirone, bellissima, piccolissima, ok, quella a destra grande tipo Punta Prosciutto e quella a sinistra più rocciosa. Comunque vabbè, a parte quello poi c'è stato Alberobello, poi c'è stato il Castel del Monte, tante avventure, Matera eccetera, ma oltre alle città, le cose, tante belle avventure. E non vorrei che quest'anno, no, mi sto ricollegando sempre alla storiella che voglio farti entrare, quest'anno non vivremo un viaggio all'altezza di quello che abbiamo vissuto l'anno scorso, e pertanto il nostro cervello inconsciamente dice: cazzo, se io l'anno scorso mi sono divertito 9 su 10, quest'anno o 9 su 10 o 10 su 10. Invece se quest'anno per caso succede che ci divertiamo 8 su 10, che comunque già è tantissimo, però è meno, ok, ci si rimane male. Cioè vedi come siamo fatti. Quando io spingevo sempre anche su sto discorso di vivere senza aspettative, è tanto difficile, perché non è una convinzione, un'imposizione che ti devi fare, no, è un'abitudine, è un po' come il mangiare senza sale, ok? Se tu ti togli il sale dici: Dio caro, che merda, cioè cos'è sta roba qua, che adoro il gatto, ma neanche il gatto non la mangia. Però se invece ti abitui pian piano, cogli l'esempio, a mangiare senza sale, e lì diventa tutto normalissimo, cioè è normale mangiare senza sale, anzi addirittura, e qua va bene un altro discorso ancora, mangiare poi col sale può risultarti fastidioso, però questo è un altro discorso. Vabbè, no, devo ancora capire se sarò smotivato a far video perché avrò solo la GoPro, perché fatta caso la Sony in riparazione, oppure se sarà un dono, diciamo, del destino, di Dio, chiama come che te voglia, che effettivamente magari mi godrò un po' meglio la vacanza, per carità, perché sì, da appassionato, no, di fotografia, di quelle cose, non vuol dire che sono bravo, appassionato è un altro discorso, comunque appassionato è uno che gli piace e robe, che dopo non sia in grado è un altro discorso, ok? Ma non lo so, è da capire sta roba, e la sperimenteremo, perché l'anno scorso, anche per quello che mi sono tanto arrabbiato quando ho perso i video e le foto, ci ho dato tanto di video e fotografie anche al bambino e tutto quanto, quindi drone, macchinetta, video, foto, di tutto, e quest'anno niente, quest'anno così easy con la GoPro, e vediamo che succede. Aspetta un attimo, siccome moltissimi mi chiedono, no, giustamente, i camperisti vai in vacanza, no, giustamente, e quindi chi va in vacanza, da che mondo è mondo, cioè anche fino a quando ero piccolino io, si porta una macchina fotografica o una videocamera, cioè ancora i tempi, no? E mi si chiede, no, qual è la miglior cosa. Io ripeto, per divertirsi, secondo me la GoPro effettivamente resta la cosa migliore, perché io magari ne parlo tanto male, ma perché tipo adesso la sto usando per riprendermi da vicino in condizioni di scarsa luce, pertanto negli interni, così fa schifo, ok? Così la GoPro non è da usare. Io fotte sega me la uso lo stesso, però non sarebbe da utilizzare così la GoPro, hai capito? Piuttosto fare i video con il telefonino. Allora tu mi dici: ma allora la GoPro, qual è i vantaggi della GoPro? La GoPro è veramente piccola, ok? È molto meno ingombrante di un telefonino. La GoPro la puoi accendere con un tasto solo, ok? Se la imposti, e la GoPro è subacquea e la puoi attaccare un po' dappertutto, cioè è tanta roba la GoPro, capisci? Le puntine del mondo, sponsored by GoPro. No, non è vero, io buoni anche fame causa. Diciamo che sì, come ti dicevo, no, il monopattino non ha un cazzo di come si dice, di autonomia, questo è il difetto principale, e quindi è facilissimo che ti trovi a piedi senza batteria sotto la pioggia che impestata, porca, adesso spengo per bestemmia. Vero Giacomo?
Sta lasciato a piedi. Occhio che entra acqua. Urco. Ok, ce l'abbiamo fatta. Quante feste. E perché digli, ti pare che partiamo senza passare a salutare il CPI? No, se no dopo ciapo parole. Nota lo smalto color pulmin. Ecco, adesso possiamo andare. Ragazzi, non vorrei dire, ma come ogni anno dobbiamo passare per Marghera e gli storici del canale sanno il perché. Aspetta, vediamo se Giacomo ha studiato bene, ma in questi giorni non lo vedo molto attento, sai. Giacomo, cos'è che c'è a Marghera? Cos'è che c'è di tipico a Marghera? Ulivi. Ma che gli ulivi? Te l'ho detto prima, cos'è che c'è a Marghera? Gli ulivi a Marghera? Ah, sì, le ragazze che vogliono l'autobus. Bravo, tantissime ragazze che aspettano l'autobus. Quindi bambini, quando passate per Marghera, buttate l'occhio che è strapieno di ragazze che aspettano l'autobus, ma tantissime, ogni 20 metri una ragazza che aspetta l'autobus. Ogni tanto dopo qualcuno in macchina si ferma e dal finestrino gli chiede se vuole un passaggio, perché poverine le vedono lì che aspettano l'autobus da tanto e allora gli automobilisti molto gentili, no? Gli chiedono se vogliono un passaggio. Quante robe che imparate ragazzi sulle puntine del mondo, quante! Corsi di meridionali accelerati. È il bar ragazzi, è solo il bar. Buongiorno al bar. No, resto dell'idea che se proprio devi fermarti a fare la pipì e bere il caffè, almeno fermati in un bel bar. Eccolo! Oh, baby,